castelli sono segni della storia, caratterizzano il paesaggio siciliano, costituiscono un patrimonio culturale che negli ultimi decenni si è cominciato ad esplorare e decifrare. La storia della Sicilia medievale è una storia complessa e drammatica, una storia che è possibile ripercorrere visitando i castelli. Mura, torri e merli hanno generato nei secoli diffidenza e timore per ciò che accadeva negli spazi fortificati e inaccessibili che delimitavano. Il castello era luogo e simbolo di potere del suo proprietario, il signore che dispensava giustizia ed imponeva ai sudditi lavoro durissimo ripagato con la concessione della sopravvivenza. In un passato ancora più recente, il castello è stato spesso luogo di pena, che riservava ai condannati un'accoglienza disumana, con prigioni sotterranee, ambienti umidi e temperature gelide. Monumenti di eccezionale fascino, oggi i castelli siciliani appartengono alla collettività. Le mura che separavano l'élite della ricchezza e del potere sono state idealmente abbattute. I castelli sono diventati testimonianze di storia. Molti di essi sono stati restaurati, aperti al pubblico e riscattati come musei, sale di conferenza ed incontri culturali. Come immaginare la solennità del paesaggio agrario siciliano senza il castello di Cefaladiana? Esso sembra scaturito dalla rupe su cui sorge, un nucleo di forza e potenza che si impone sul territorio. Come immaginare il latifondo della Sicilia più interna senza l'incredibile unione di natura e architettura costituita dalla rupe di Mussomeli e dal suo castello? È certo impossibile immaginare la Sicilia senza le antiche vestigia greche, ma è anche impossibile immaginarla senza castelli. Ai Normanni e alla loro straordinaria avventura nel sud d'Italia è strettamente legata l'introduzione dei castelli in Sicilia. Il castello, edificio fortificato e sede del potere monarchico o signorile, si diffonde in Sicilia con la conquista normanna a spese dei musulmani. Nell'immaginario collettivo, il castello è considerato un edificio esclusivamente di difesa, ma in realtà è anche strumento di offesa. È strumento di occupazione, di dominazione, tiene sotto minaccia gli insediamenti sottostanti e le loro comunità. È al tempo dei Normanni che nelle principali città dell'isola vengono edificati i castelli, residenze fortificate, strumenti di controllo del territorio urbano, presidi militari, carceri per gli oppositori politici. La più importante nobiltà normanna alterna soggiorni a Palermo per stare accanto al re, che vive nel Palazzo Reale di Palermo e nei propri castelli. Un esempio è il castello di Paternò, dove era presente una corte feudale formata da cavalieri, baroni, ecclesiastici e dame. Nei momenti di incertezza politica e disordini sociali, il castello feudale è il rifugio sicuro in cui il barone normanno si chiude attendendo l'evolversi degli eventi o tramando complotti contro la monarchia. Così fece Matteo Bonello nel suo castello di Caccamo, tramando contro il re Guglielmo I. La ricchezza e la varietà di tradizioni che confluiscono nella cultura della Sicilia normanna si riflettono anche nella diversità dei modelli architettonici dei castelli siciliani del XII secolo. A Paternò e Adrano si importa e si elabora un modello architettonico che i normanni introdurranno anche in Inghilterra. Una grande torre squadrata ed altissima che unisce e concentra fra le sue mura di enorme spessore tutte le funzioni abitative, difensive, di rappresentanza, includendo a volte anche la cappella. A questo modello di impronta militare si associa quello sfarzoso del Palazzo Reale di Palermo, fortemente influenzato dalla cultura islamica.
Che i castelli siciliani non fossero solo edifici di difesa lo dimostrano gli eventi storici della più grande isola del Mediterraneo. Nei primi decenni del XIII secolo, quando si concretizza una nuova, straordinaria stagione di architettura castellana, la Sicilia di Federico II non teme attacchi dall'esterno. I pericoli e i problemi più grandi per l'imperatore sono interni. Sono le rivolte provocate dalla durezza dell'imposizione fiscale e dalla riduzione delle autonomie locali. Ad insorgere fu la popolazione della Sicilia orientale, ed è questa stessa parte dell'isola che vede la costruzione di vari castelli. Si edifica il castello Ursino a Catania, il Magnace a Siracusa. Si fonda la città di Augusta con il suo grande castrum. Si fonda Gela e si lavora a rafforzare altri castelli come quelli di Lentini e Milazzo. Il castello in Sicilia assume un significato ben preciso. L'imperatore Federico II ha voluto erigere baluardi militari e al tempo stesso simboli del suo potere come monito alle comunità cittadine che hanno osato ribellarsi. Gli architetti dell'imperatore non guardano più all'architettura islamica del Nord Africa, dialogano piuttosto con le più avanzate esperienze europee, con l'architettura militare della Francia di Filippo II Augusto, con gli architetti crociati della Terra Santa. La novità è completa, assoluta. Sorgono grandiosi castelli a pianta quadrata, con torri angolari, con moduli costruttivi scanditi da stringenti rapporti matematici, lungo i 4 lati del perimetro esterno. Il più straordinario dei castelli federiciani in Sicilia è il Castel Magnace a Siracusa. Un sontuoso portale marmoreo introduce al piano terreno, l'unico sopravvissuto e probabilmente l'unico effettivamente realizzato, e un solo immenso, stupefacente salone. Il visitatore è colto da sgomento, come succede al cospetto e dentro le opere più sublimi, misteriose ed enigmatiche. Il salone è solenne, è segno di potenza, di maestà imperiale, di sovranità universale e di universale pace sotto il potere imperiale. Era in origine coperto da 25 volte a crociera di pietra lavica, straordinariamente sottolineate da costoloni di calcare bianco e sostenute da gigantesche colonne. Mezzo secolo dopo la morte di Federico II, il clima politico internazionale è completamente cambiato. La Sicilia, dopo i celebri Vespri siciliani del 1282, è minacciata dall'invasione delle armate angioine, provenienti dal vicino territorio dell'Italia meridionale. Occorre proteggere le popolazioni dei casali aperti ed indifendibili, assicurare al sovrano rifugi sicuri in luoghi strategici ben fortificati. Anche l'età di Federico III è quindi una fase in cui la Sicilia si copre di mura, castelli e fortificazioni. Il palazzo fortificato di Montalbano e Licona è uno dei monumenti più splendidi di questo periodo. Nell'enigmatica e complessa storia della Sicilia trovano spazio anche le guerre civili tra i potenti casati aristocratici che dalla metà del XIV secolo si disputeranno il potere e la spartizione del territorio, sottraendolo al controllo della monarchia. In questa complessa realtà, che si presenta a volte come una guerra di tutti contro tutti, la Sicilia si copre di nuovi castelli. Sorti per difendere le campagne di raccolti dalla razzia, per controllare le vie di comunicazione e le frontiere interne, i castelli feudali siciliani del Trecento vengono spesso costruiti in posizioni impervie e inaccessibili. Il più celebre dei castelli trecenteschi siciliani è quello di Mussomeli, la cui edificazione è tradizionalmente attribuita a Manfredi III Chiaramonte verso il 1365. Sulla vasta zona del massiccio montuoso delle Madonie e sull'area agricola pedemontana dominò invece la famiglia dei Ventimiglia.
e il castello di Castelbuono è una loro realizzazione e significò lo spostamento del centro della signoria, che fino ad allora era stato il castello e il centro di Geraci, arroccato in posizione montana. Dal XV secolo non si costruiscono più con la stessa frequenza del bellicoso secolo precedente grandi e piccoli castelli baronali. Si moltiplicano però restauri e adattamenti in chiave residenziale di vecchi castelli. Un esempio è il castello di Carini, che fino al XIX secolo verrà continuamente adattato ad abitazione aristocratica ed arricchito di nuove decorazioni. Anche il castello di Caccamo conoscerà interventi e riadattamenti per trasformarlo sempre più in comoda e lussuosa residenza. Vecchi castelli medievali vengono quindi convertiti in sfarzose residenze aristocratiche, ma nel XVI secolo i tempi sono destinati a mutare nuovamente. Una nuova minaccia si affaccia nel Mediterraneo, coinvolgendo in pieno la Sicilia e soprattutto le sue coste. L'espansionismo turco rende pericolosa la navigazione. Corsari e pirati musulmani minacciano quotidianamente le popolazioni costiere di una Sicilia praticamente disarmata, munita solo di castelli, di mura urbane e di torri medievali, del tutto superate e inadatte alla guerra moderna, dominata dall'artiglieria a polvere. Carlo V e quindi Filippo II chiederanno al Regno di Sicilia uno sforzo enorme per munire le città di bastioni e dotare le coste di un sistema di torri di guardia. I migliori architetti militari dell'epoca trasformeranno le coste dell'isola in una poderosa frontiera bastionata. Castelli e fortificazioni siciliani costituiscono così vivida testimonianza di storia fra Medioevo ed età moderna. Un viaggio alla loro scoperta è un'immersione al centro della complessa vicenda mediterranea.